Altra puntata speciale de Novas Benevegnos. In questa puntata vos contamos invece ite siamo andato a bere a Sigrepo Voisi in occasione del 28 di aprile posa di Sardegna. Siamo andati a Sigrepo Voisi finza atteros un momento di condivisione in questa dia de atteros associos de pizzinnos, prima tra tutto finza a organizzazione atta posadie da Assemblea Nazionale Sarda e finalmente de Corona de Logo, e questo è il servizio che abbiamo preparato per voi, si può testimoniare sa dia della Sardegna. È de su Castello de Sasea, de Santa Maria de Castello, che causa in noghe a basso a sos quartieri de Castello e a su popolo de per festare questa festa de importu posso sardoso. Seus in Corso Vittorio e questa banderetta che vedete appiccata in noghe da Santa Piccata sos attivistas dell'Assemblea Nazionale Sarda e sos amministradores de Corona de Logu che hanno organizzato un aumento in Sarco de Palabanda per aumentare sono martiri di questa rivoluzione e finalmente si potrà raccontare questa dias che sono state anche importanti per tutto il sardo e che forse sono dimenticate a Dolumano. E sarà questa è la festa, è il comincio della festa del popolo, crefia di questo spizzino chi Deo cherzo torrai grazie per il riballo umano che sono offende, poco sono spiegando questa festa e sono provando a chi da gallai in mese sa gente, in mese su popolo chi deve di schidi e deve comprendere. Sadia della Sardegna è il giorno in cui ricordiamo le persone, uomini, donne e ragazzi che tanto tempo fa, tra la fine del Settecento e l'inizio dell'Ottocento, sacrificarono tutto, e molti sacrificarono anche la vita, per dare la libertà ai sardi, e cioè per liberare i sardi dal governo piemontese e da una classe politica locale che faceva semplicemente i propri interessi. Oggi Sadia della Sardegna, per chi ci crede, rappresenta molte cose insieme. Innanzitutto è un momento in cui ricordare la nostra storia, intendo la storia dei sardi, quella che non viene mai raccontata nei libri di testo che i ragazzi sardi studiano nelle scuole. Non si studia a scuola, ci vogliono altre occasioni come questa per ricordare questa storia. Ricordarla, conoscerla, rifletterci, capire che ha degli insegnamenti da darci, capire che serve a comprendere il nostro presente e quindi serve a costruire il nostro futuro, perché se non sappiamo cosa siamo stati nel passato, non possiamo progettare niente di serio, di coerente con noi stessi. E poi è di sicuro, almeno per me, per come la vedo io, un momento dal quale bisogna partire per cose nuove. Lo spirito di Sadia della Sardegna, lo spirito degli eventi rivoluzionari di fine Settecento e inizio Ottocento non è né la supplica al potente né la quiescenza al potente, è la ribellione. E oggi noi celebriamo una ribellione che ha portato al sangue, non ha portato alla libertà, ma dobbiamo considerare solo una delle tappe che attraversiamo per arrivare a quella libertà. Benvenuti a tutti e buona dia della Sardegna. Siamo in noi oggi per aumentare questa dia di importo umano. Assemblea Nazionale Sarda, Paris con Corona de Logo, hanno concordato questo topo per aumentare i patrioti sardos dei anni rivoluzionari, della fine del 1700 e del comincio del 1800. Cosa fare una commemorazione, un aumento, e cominciamo su questa dia con un momento, un attore che ha da cliccare di si portare ai fatti ai cuddadiese, a sammento del cuddadiese. Lascio la parola ad Andrea Murru. La data era stata fissata per quella notte
29 ottobre 1812. Il piano era studiato nei minimi particolari. Noi del quartiere Stampace, un'ottantina di uomini circa, ci saremmo radunati alla fornace della famiglia di Giacomo Floris, attuale Piazza del Carmine. Da lì, attraverso la porta di Sant'Agostino, avremmo raggiunto i compagni del quartiere Marina, che ci attendevano. Sì, ma le guardie? Lo sanno tutti che la porta è presidiata da guardie armate. Le guardie erano state comprate. Avremmo trovato la porta libera e lì, una volta raggiunti i compagni, avremmo avuto libero accesso al castello. Certo, sapevamo, ad attenderci oltre il passaggio di Santa Chiara avremmo trovato i cavalleggeri di Sardegna, il reggimento nazionale, ma con noi c'era il battaglione della Real Marina e molte reclute tornate del recente dalla Spagna, senza contare gli uomini provenienti da Quarto e dai paesi limitrofi. Avremmo preso i bastioni e il castello, sostituito nel comando della piazza il colonnello Pes di Villa Marina con il maggiore Ascuero e Visconti di Flummi e cacciato gli invasori. La congiura di Palabanda. Il nome è dato dalla valletta di Palabanda, dove ora sorge l'orto botanico. Là ci si riuniva, a casa dell'avvocato Salvatore Cadeddu. Si parlava, si sognava, idee di libertà, di un mondo migliore, di una vita migliore, per tutti. Si deve capire che quell'anno era stato durissimo. Pestilenze, carestie, epidemie di vaiolo avevano portato il popolo alla fame. Già più di quanto non fosse. E non bisogna dimenticare la situazione politica molto delicata a Cagliari. Quando Vittorio Emanuele I si rifugiò nell'isola, scappando dai francesi, portò con sé tutta la sua corte. Carlo Felice, già viceré, i nobili sardi si trovarono improvvisamente in una situazione di subalternità. Sì, questo alimentò l'idea che in realtà dietro la congiura potesse esserci lo stesso Carlo Felice, ma in realtà non si riuscì mai a scoprire chi veramente c'era dietro Palabanda, o meglio, sappiamo chi ha partecipato attivamente e chi per questo ha pagato il salato prezzo. E conosciamo i fatti. 29 ottobre 1812, ci eravamo radunati nel posto stabilito. Tutto pareva andare secondo i piani, la notte ci copriva le spalle, il silenzio ci avvolgeva. Il morale era alto. A un certo punto vedemmo arrivare Giovanni Floris agitato, bianco in volto, traffelato, spaventato. È una trappola! Ci hanno scoperti, sanno tutto! Ci disse di essere stato fermato da una pattuglia di ronda. Mi hanno chiesto cosa ci facessi in giro a quell'ora. Sì, certo, ho trovato una scusa, ma sanno tutto, ci hanno scoperti, è una trappola. Stammo incerti sul da farsi, divisi tra chi voleva comunque portare avanti l'impresa e chi invece, impaurito, voleva tornare a casa. La notte nel frattempo passava. Era quasi l'alba quando lo vidi. Il Villa Marina aveva lasciato castello per accertarsi che tutto fosse calmo e io l'avevo lì, davanti a me, senza esitare ho impugnato la pistola. Ho pensato, se adesso gli sparo, anche i più indecisi, anche i titubanti, non potranno fare altro che seguirci. Non farlo, è una trappola, ci impiccheranno, mi dicevano gli altri. Io, se adesso gli sparo, chiudiamo questa storia una volta per tutte. Non farlo, ci impiccheranno, è una trappola, sarò tutto. L'inchiesta fu rapida e veloce. Nessuno sparo partì quella notte. Solo pochi riuscirono a sfuggire al Villa Marina e ai suoi uomini. Qualcuno trovò rifugio in Corsica, qualcuno in Francia. Noi invece... Il Consiglio Giudicante, istituito con carta reale il 19 marzo 1813 alla luce dell'inchiesta, ma io già non ascoltavo più. Le sentenze sì, quelle non potrò scordarle mai. Giuseppe Zedda, Francesco Garau, Gaetano Cadeddu, Giuseppe Ignazio Fanni, condannati a morte in contumacia. Antonio Massa Muroni, Giovanni Battista Cadeddu, Pasquale Fanni, Giacomo Floris, Stanislao De Plano, ergastolo. Raimondo Sorgia, condannato a morte per impiccagione. E poi il mio turno. Le parole mi riecheggiano ancora nella mente.
Giovanni Puzzolu, condannato a morte per impiccagione. Per quanto riguarda l'avvocato Cadeddu, venne ritenuto il primo responsabile della congiura, impiccato, la sua salma bruciata e le sue ceneri gettate al vento. Così la sorte dei cosiddetti congiuranti di Palabanda, sì, perché la storia è sempre scritta dai vincitori e Dio solo sa se su questa vicenda ce ne sarebbe da scrivere. Se solo quella notte le cose fossero andate diversamente, ora gli eroi di Palabanda, i liberatori di Palabanda, i patrioti di Palabanda, noi dentro una cella a marcire, noi in catene, noi su un patibolo, ma a testa alta e liberi, dignità, libertà. Per questo siamo morti quella notte e per questo mai moriremo. Libertà per sempre. Beh, grazie a Andrea per questo momento, ci ha fatto tornare, manco a me mi ha fatto tornare a 2 anni consamente, non dosa più bivio, ma paria da essere in io. E come un momento più serio, Andrea La Terza, presidente dell'Assemblea Nazionale Sarda, e Maurizio Onnis, presidente del Corona de Logu, antapone una corona de Vrorese, proprio in Noghe, proprio in questo luogo. Può aumentare a manco in custodie su chi meda sardoso. A volte sa promuovere delle istituzioni pure non conoscente. E tanto pregonto e pedo a Andrea e Maurizio di entrare e di ponere sa corona in nome hai fatto. Feuso un momento di silenzio, poi martire. Come già usa parola Andrea La Terza, presidente dell'ANS, Assemblea Nazionale Sarda, e di Vazzolù. In Sardegna sono venuti tutti, fenici, romani, iberici, piemontesi. È una frase fatta di noi sardi, che gronda fatalismo. Una frase imprecisa e pessimista, vittimista e di autocommiserazione. Ma ci chiediamo mai quante invasioni hanno subito altri popoli? E ancora più importante, ci chiediamo mai quante invasioni i sardi del passato sono riusciti a sfuggire? Parliamo spesso dei dominatori, che hanno deciso parte della nostra storia e della nostra sottomissione. Ma quasi mai parliamo della libertà dei sardi, della nostra capacità di resistere e del coraggio di ribellarci alle ingiustizie. Certo, è sano avere la consapevolezza del dominio subito, ma è fondamentale ricordare e celebrare chi ha dato la sua vita per difendere la nostra indipendenza e le nostre libertà. È un dovere davanti al coraggio dei martiri di Palabanda e di quelle migliaia di sarde e sardi che hanno fatto la sarda rivoluzione. Un popolo che si ribella davanti ad un governo straniero
di monarchi che, seppur chiamati re di Sardegna, risiedevano in Piemonte, si dimostravano del tutto indifferenti ai destini dei sardi e concentrati sullo sfruttamento delle materie prime e sul dominio estraneo e autoritario attraverso il proprio esercito e i propri burocrati. Con la sua cronaca, la sarda rivoluzione parla di una rivolta, prima borghese e poi di popolo, il segno di una Sardegna la cui storia non è esotica, distante, altra, ma pienamente dentro la storia d'Europa e del suo tempo. Se c'è una Sardegna che perde, sottomessa alle conquiste, ricordiamo che c'è una Sardegna che resiste, con il coraggio dei suoi e delle sue martiri, quelli che hanno resistito alle invasioni arabe, quelli che hanno reso la conquista aragonese della Sardegna giudicale la più difficile e lunga, quasi un secolo, quelli che hanno difeso la Sardegna dalle invasioni francesi mentre mezza Europa veniva conquistata. Qui a Palabanda ricordiamo tutti i nostri martiri e tutte quelle generazioni di sarde e sardi che hanno trovato il coraggio per resistere e la determinazione per esistere. Davanti a questa porta celebriamo solo uno degli ultimi fatti storici che meritano il nostro ricordo e la nostra riconoscenza. La storia di ogni popolo è segnata da grandezza e vittorie, da decadenza e sconfitte. Non siamo migliori di altri popoli, ma neppure peggiori. Abbiamo il nostro posto nel tempo e nella storia. Oggi festeggiamo Sadia de Sardegna, una nazione storica che ha resistito fino a noi. Chi con si storia e con sa limba ha donato un contributo di importo a storia dell'Occidente e della civiltà umana. Semus erederis, e che erederis nos ponimus in pizzus des palas nostras is limitis e sa grandeza dei giaios nostros. Siamo responsabili davanti alla storia, lo siamo davanti ai nostri antenati, a quelli che hanno perduto con onore e a quelli che hanno vinto con coraggio. Sta a ciascuno di noi decidere che segno vogliamo lasciare nella storia del nostro tempo e se qualcuno guarderà a noi con riconoscenza, come noi lo facciamo con i martiri della libertà. Quanto coraggio abbiamo, noi sarde e sardi di oggi, per determinare la nostra libertà? Grazie. È bello che siamo qua stamattina, intanto insieme ad un'altra organizzazione. Io rappresento la Corona de Logu, Andrea rappresentava l'Assemblea Nazionale Sarda ed è importante che due associazioni, organizzazioni del campo indipendentista facciano queste cose assieme. È importante che si lavori insieme per darci più forza, per fare massa, per far sentire meglio la nostra voce. Sono passati 210 anni dai fatti di Palabanda, ne sono passati 230 da Angioi e dal triennio rivoluzionario e noi siamo ancora qua a cercare di costruire una mitologia della nostra storia legata ai tempi moderni. Tutti quanti, moltissimi, si sforzano di costruire la nostra coscienza di oggi sul tempo dei nuraghi e dei nuragici, sul megalitismo, cose fantastiche, e non riusciamo a mettere in piedi un racconto coerente della nostra storia degli ultimi 1500 anni. Il primo senso di Sadie è esattamente questo, ricordare, perché, l'abbiamo detto altre volte, se non sappiamo che cosa siamo stati nel passato anche recente, non possiamo prendere coscienza di ciò che siamo oggi e non possiamo costruire niente di coerente per il futuro. Io voglio, tutti noi vogliamo e ci auguriamo che un giorno vicino nelle scuole, nelle nostre scuole, i ragazzi studino una storia che ha come eventi, come perni, Eleonora, i giudicati, la resistenza ai catalani, resistenza con la R maiuscola ai catalani, dei sardi, le università, i fatti del triennio rivoluzionario, Palabanda e, come diceva Andrea, naturalmente,
tutte le cose anche in cui non siamo stati bravi come avremmo voluto e dovuto a difendere la nostra libertà. E dobbiamo farlo noi, perché il potere costituito sardo, non parliamo di quello italiano, parliamo del potere costituito sardo, a parte le occasioni di prammatica e di dovere, queste cose non le ricorda mai e tantomeno provvede a insegnarle ai nostri figli. Questo è lo sforzo che dobbiamo fare noi, insegnarle ai giovani, perché abbiano almeno una pietra di paragone da affiancare, da anteporre alla storia che ogni giorno, ogni mese, ogni anno nelle scuole e attraverso i media gli viene soffiata nelle orecchie. Questa è un'opera fondamentale per il nostro futuro e questo è il primo motivo per cui siamo qua. Un altro motivo per cui siamo qua oggi, credo, tutti quanti, è cogliere il vero spirito di Palabanda. Io ho vissuto quasi 30 anni fuori dalla Sardegna, stando fuori dalla Sardegna mi sono reso conto che siamo sardi e che i sardi e la Sardegna non sono Italia, sono un'altra cosa. E sono tornato in Sardegna vedendo come vivono i sardi, vedendo come si adattano, come si rassegnano a un potere che viene da fuori, a delle leggi che vengono da fuori. Questa cosa qua mi faceva incazzare terribilmente 15 anni fa, 10 anni fa, 5 anni fa e sono qui oggi perché sono ancora incazzato. Non è possibile che i sardi si rassegnino a farsi fare le leggi dagli altri, a farsi dare i soldi dagli altri, a farsi dire dagli altri come devono spendere quei soldi. Non è possibile che i sardi dicano che qui non c'è niente, come abbiamo sentito 1 milione di volte, che le nostre imprese non sono competitive. Io so per esperienza diretta, perché l'ho vissuto, che siamo ugualmente intelligenti, non meno capaci e se opportunamente istruiti possiamo competere con chiunque, non di meno. È questo spirito che dobbiamo cogliere. Lo spirito di Palabanda, aneddoto, ieri, ne parlavo ieri ma visto che ci siamo lo ripeto qua, mi arriva questa bella lettera da alcune delle associazioni di sardi in continente, non tutti. Non facciamo di tutta l'erba un fascio, non stiamo parlando di tutti i circoli, ma di alcuni sì. Una lettera giusta in cui si solleva il problema della continuità territoriale, dei prezzi salatissimi degli aerei e dei treni. È appena passato un volo TEA qua davanti. E in cui questi benedetti circoli dicono vabbè, questo problema voi non lo sapete risolvere, noi per protesta domani non celebriamo Sa die de Sa Sardegna. Ma che cosa c'entra? Sa die de Sa Sardegna è fatta per ricordare proprio le persone che lottarono contro i vincoli da dipendenza, contro l'incapacità del potere piemontese e sardo di curare gli interessi dei sardi. E per protestare contro questa cosa si cancella il ricordo di quelle persone. È un controsenso totale. Non funziona, significa non aver capito niente di Sa die de Sa Sardegna, che non è il giorno in cui si fanno suppliche ai potenti, è il giorno in cui ci si ribella, è il giorno in cui ci si incazza appunto, per dire noi non siamo d'accordo e non lo saremo mai, che io sia fulminato se io e gli altri amministratori della Corona de Logu ci faremo mai piegare da queste logiche, non deve essere così. Qui ci sono diversi amministratori locali, tra cui la sindaca di Olzai, con cui stavo parlando prima, dei soldi del PNRR, che dobbiamo spendere come ci hanno detto da fuori, perché tutto è vincolato, tutto è fatto con paletti ben precisi e che dobbiamo cercare di spendere, se arriveranno mai, senza avere il personale che serve per spendere questi soldi. E anche questo perché le regole che determinano, sto facendo un esempio brutale ma spiccio, che riguarda noi, le regole che determinano il modo in cui gli uffici devono essere costruiti in tutti i nostri 377 comuni sono stabiliti da altri. Questa cosa non ha senso e ce ne sono 1 milione di cose che non hanno senso così.
Io spero che avremo tutti la forza quest'anno, il prossimo e i prossimi anni di non arrenderci mai, bisogna ribellarsi. L'Assemblea Nazionale Sarda vestai questa di est de importum anno, poiché questa è di nazionale del suo popolo sardo, una di può aumentare i martiri che anti guerrau po' la libertà di nostra, ma è vinza una di può aumentare su un popolo, una nazione storica, con cultura, lingua e identità di cosa nostra. Sta dia spassando come a Tobio che sono fatto in tutto il castello, quindi siamo anche fortunati a Bacchi, la regione Sardegna ha fatto medas a Tobio differenti, se vende via di questa epoca di storia sarda, ma si è reso aumento di fatto di questo spizzino dell'Assemblea Nazionale Sarda, di Corona de Logu, è stato reso aumento che per tocca più che tutto su tempo di oggi. E Sarasa, questa è la serata finale di questa festa del suo popolo sardo, con su flash mob in piazza Ienne, con su conto del suo che acontece ancora e di questo che diamo a chiarare lo disco in questa die con su tempo su chiaramente. Si spera che questa die sia commente questa die che viene in palla nostra, sa muda da festa con su popolo che ne fa parte, che pica parte, che conta, partecipa e intende questa die come dia propria, a vagliando su bastao, ma brusche tutto a suiada a contessa del crasa. Qual è l'obiettivo del suo progetto di questa dia di oggi? L'obiettivo del suo progetto è su decrecare di arrivare una dia a tenere una festa come da tenente is irlandese o San Patrizio, per esempio. Sa dia da Catalogna, sa festa del suo re in Olanda. Sa dia della Sardegna per noi deve diventare questo tipo di festa, no? Una festa popolare può arrivare a fare di coscienza passando per questa festa, per medio della festa. Questo Manzano ha presentato questa celebrazione che di stetti può aumentare i martiri del Palabanda. Io credo che i Paco Sardos conoscano questa storia e forse i Paco Sardos conoscono che vince sei teste su triennio rivoluzionario. Commenta assemblea, commenta sozio, ma vince spari con Corona de Logu, che Corona de Logu è molto importante, no? A sozio, adesso amministratori indipendentista sardos. Calle progetto stenesi, pochi gente non vive la Sardia solo in cui Sardia, bello questa cosa di Santo Patrizio, no? De buffare, stare vari, si deve fare festa, però come te che resti ballare come innanzi si può provare torna a fregare questa coscienza che manca? Certo, no. Questo Mingiano è stato un momento istituzionale, potevo narrare, no? Che in questa dia di festa tocca da tenere il momento di cultura, chi vesta comprendere quanto è importante fuori dare di questa cosa. E il suo benidore volevo a seguire in quest'andara, cercare di traballare, questa volta devo fatto vari con Corona de Logu, ma cercando di traballare finché con un altro associo che traballano per arrivare a questione della coscienza nazionale. E a usavide tenevo in mente di fare qualcuna cosa, non posso spoilerare nulla, però se uso traballando per gusto. E sul fatto di essere calausa prazza o canno, per noi è una cosa manna, che in anni passato non ha fatto. Noi esistiamo del suo comincio del 2020, quando è bisogna fuori da su Covid, e per questo motivo non si usa a fare nulla prima, però questo è su punto di partenza, no? La prima edizione. E Sara, sai, ascolta, cosa di Asi, e noi sì, il suo programma è stato bello, ha fatto questa visita guidata in inglese, eccetera. E si spera che questa festa sia della festa, prodottus e che sia la festa su più possibile partecipata dai suoi associ e della gente. Poi canto per tocca da noi Radio e Televisione Sarda, IA TV, Assozio Babel e tutto ciò che riballavo su Parisi e usa fare dedotto dove come impegno Paris con voi satira, pochi so sardo, so sammento che assunto si ponzanta un'idea per suo tempo su benidore. Perfetto. E su Chiuleus. E ci aiuta a Paris. Grazie, potete dedicare tempo su il logo e la televisione usata a questa dia, a questa festa e a suo popolo sardo, che deve essere un logo del suo popolo sardo, una dia del suo popolo sardo.
cosa più manna è si crea una cosa come te finse su principio che tenti questo picciocco, cioè a comprendi che sono nazioni, non c'è idea pregunta esatto, ma comprendi no, su prima e tutto che sono questo. La cosa bella che c'è capitata in quest'anno di esperienza, grazie a questa vuba dei spicciocchi umani, dei spicciocchi che tenti disabilità e altre discipline come su basket, che io comprendo che le altre nazioni che si stanno già comprendo di mera e punti attuando politica sportiva di una certa maniera. Questa linea è stata di pago nell'auto di pago il retto e noi stiamo donando questo collante che stiamo portando a raggiungere questa coscienza. Quindi grazie a questo picciocco oggi si può dare importanza a questo principio e a questa di importo umano. Quando io ho deciso di fare questa giornata, Dio si da ponava sul presidente nostro, dell'NS, non potevo non tenere in noi questa nazionale di calcio, che è fondamentale per noi a collaborare, a tenere questa collaborazione. Questa federazione di sport nazionale sardo è importantissima, può fare conoscere quanto la Sardegna può andare innanzi finza il suo sport, il suo gioco del suo pallone, ma non solo. Su basket, come hanno Gabriele e in altre cose, e noi otteniamo su matessi obiettivi, su fine su matessi, e questa collaborazione è naturale, nasce da naturale. Le scale não finano sobre nada, não tenho nada, e você pra minha nota, como volto pra você, vou contar com uma nota, como gosto de você, e cantar todas as notas, e mi posso Signor giudice, popolo sardo, oggi in questa piazza e nel nome della giustizia emettiamo le seguenti accuse contro il qui presente Carlo Felice, re di Sardegna, il quale, come dai fatti e dagli accadimenti qui riportati, risulterà e sarà evidente, si rivelerà senza dubbio tiranno, infausto e sanguinario. Dopo attenta istruttoria, queste sono le accuse e questi sono i misfatti consapevolmente compiuti ed operati dal reo. Lo vedete tutti, lo avete ora di fronte ai vostri occhi. Tasse su tasse, ladrocinio legalizzato, donativo su donativo, sulla pelle e sul sangue di noi tutti, tasse regie, da 200.000 lire sarde a 600.000 lire sarde, tanto da dissanguare e affamare ancor più un popolo già immiserito e in ginocchio. E per cosa? Forse per il nostro bene, forse per il bene della nazione, ma che? Nulla! Signor giudice, solo e soltanto per puro istinto predatorio, per i lussi e gli sfarzi distennati della propria corte. 40.000 lire per sé, altre 40.000 lire per il fratello, il duca di Moriana, e non appena costui muore l'accusato se ne impossessa. Secondo capo d'accusa, repressione violenta del malcontento sociale, uso arbitrario della giustizia e abuso di potere. Costui è il regista di un vero e proprio regime militare fondato sulla polizia, sulle delazioni, sui processi sommari, sul disprezzo totale della vita umana e della povera gente. A chi combatte per la libertà e per il pane, costui fa incarcerare ed uccidere. Questa fruttissatezza della Sardegna contava, come potevamo noi, degli attivi. E Sara, non si narrauso, non fece un giudizio di come
fudis a dia Sardegna de Occanno, dei te ho visto, dei te non ho visto. Narao su gusto di diausa che reviede. Questo diausa che reviede è sta festa de popolo, è sta festa de gente, chi va a Paris va dia e chi in via da che passare me da Parisi, così chi via a pensare a una Sardegna differente, chi ancora si riconosce come il popolo e chi ancora da Ghana deve regare un tempo su Benidove differente, con questa terra, con quest'isola, chi ha voglia di vincere su vago a suo contesto europeo e si riconosce a intro di questo contesto. Mi sarà buona dia della Sardegna e altri lo sanno mezzo.